È stata la pace, i modi in cui questa può essere cercata e vissuta, ma anche quelli in cui viene calpestata e distrutta al centro della giornata per la scuola promossa dall'ufficio della diocesi di Genova. Oltre 1000 gli studenti e le studentesse delle scuole genovesi di ogni ordine e grado che sono stati coinvolti nell'iniziativa Le religioni aiutano la pace. Nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova sono stati proposti laboratori e incontri, ma anche storie e testimonianze, a partire da quella del vescovo di Beirut. Le guerre quasi sempre usano quello della religione come pretesto per mascherare altri interessi, prima di tutto quelli economici, ha spiegato Monsignor Cesare Sayan, e molto spesso il nostro rapporto con Dio è di pretesa, di richiesta di qualche cosa, non di affidamento come può essere quello di un figlio nei confronti del padre. Dopo tanti anni che abbiamo avuto lo Stato islamico che a nome di Dio ha fatto quel che ha fatto. Forse questo non riguardava soltanto lo Stato islamico, ha riguardato anche a un certo momento forse anche la nostra Chiesa, anche altre religioni. Dal Santo Padre Giovanni Paolo II si ripete spesso, anche Paolo VI, eccetera, e gli altri, che non si può fare la guerra a nome di Dio. Ed è vero, ed è vero. E nessuno di noi può parlare come vuole a nome di Dio. E per questo dobbiamo stare molto attenti a usare Dio per delle finalità che ci mettiamo noi. La religione è qua per aiutare l'uomo a crescere, a maturare, a avvicinarsi al regno di Dio, non il contrario, non a scavizzare l'uomo, ma a far uscire quello che c'è di più bello nella persona umana. Ecco, a proposito di quello che ha appena detto, quanto è importante parlare alle nuove generazioni della pace in questi termini? Questo è fondamentale che le nuove generazioni capiscano che il conflitto non è con Dio, ma spesso con l'immagine che ci facciamo di Lui come concorrente. E anche questo è uno dei nostri problemi, penso che viene dalla nostra educazione, dall'educazione che abbiamo dato ai nostri figli. È un'educazione che spesso passa da una relazione che creiamo con Dio, dove la gratuità viene a mancare, dove un Dio, noi ci aspettiamo di Lui un sacco di cose, e la relazione è falsata. Riprendere da lì il discorso dell'educazione, della catechesi, creare questo rapporto di libertà, il rapporto di figlio a papà, ma di qualcuno che è impegnato con il papà per un regno che ci appartiene, perché io sono un figlio, non sono né un impiegato né qualcun altro. Penso che da lì, se le nuove generazioni riusciamo a fargli capire questa dimensione di questa relazione, penso che andremo molto lontano nella costruzione della pace. La pace non è solo nelle mani dei grandi potenti, la pace la possiamo costruire ogni giorno noi nelle piccole relazioni, ma possiamo anche preparare il mondo di domani costruendo e facendo delle scelte importanti. Come è nata l'idea di questa giornata e come avete lavorato per realizzarla? Beh, la giornata che la Diocesi di Genova propone per la scuola come impegno per tutte le scuole per offrire un'occasione di riflessione sul tema della pace. Credo sia ineludibile ed è importante che i ragazzi, i bambini, i giovani possano affrontare sotto dimensioni diverse questo grande discorso. Credo che sia stato ed è un tema che vogliamo fare in modo che entri lentamente ma progressivamente nel mondo dell'educazione e della formazione. Il tema religione e pace l'abbiamo fatto anche perché mi sembrava importante proprio il tema della religione non come contrapposizione ma come incontro. Il mio grazie a chi ha organizzato il tutto, per la nostra diocesi è importantissimo questo momento, le scuole, gli insegnanti, le comunicazioni, tutto serve a diffondere una cultura di pace in un mondo che spesso è individualista o alcune volte prende quello che è nero e lo fa emergere. Noi oggi abbiamo voluto dare un messaggio di speranza, non un messaggio negativo. Ecco allora che per i diversi ordini di scuola si sono tenuti laboratori e assemblee tra gli studenti, 3 quelle in cui i giovani delle superiori hanno discusso di temi come il commercio ecosolidale, la riconversione dell'industria bellica, il servizio civile volontario, l'attenzione alle persone più fragili negli scenari di guerra. I più piccoli invece hanno potuto vivere questi temi attraverso esperienze più ludiche ma altrettanto significative. Uno degli strumenti utilizzati
utilizzati è stato il dado della pace, inventato diversi anni fa da Carlos Palma, coordinatore mondiale di Living Peace, che è stato uno dei relatori della mattinata di lavori a Palazzo Ducale. È nata dal risultato di un'esperienza di vita di 30 anni in Medio Oriente, in paesi spesso in guerra o in rivoluzione. Io a un certo punto mi sono chiesto ma qual è il mio ruolo come docente davanti a questa cultura della guerra, cioè cosa posso fare per la cultura della pace? Specialmente questa domanda mi era nata quando sono stato vittima di un'esplosione a Gerusalemme. Quelle cose le avevo viste in televisione, non le avevo mai vissute e mi sono reso conto, ecco, io sono nella guerra in questo momento, in un paese in guerra. E lì questa domanda che mi bruciava il cuore, ma devo fare qualcosa io per la pace? Sono stato dopo 12 anni a Gerusalemme, sono stato in Libano, in Turchia, in Iraq, in situazioni molto difficili e dopo entrando al Cairo a lavorare in una scuola americana, incominciata la rivoluzione della primavera araba e lì dico devo passare all'azione, basta. E lì ho creato questo dado, un dado che chiamiamo il dado della pace, un dado che non ha numeri ma che ha frasi, per poter vivere queste frasi come programmi per vivere concretamente la pace. Ecco, Living Peace è un progetto di vita, non tanto fare cose per la pace ma essere la pace, cominciando dal proprio cuore, perché tante volte noi viviamo in un paese dove non c'è la guerra, ma la guerra la portiamo dentro, o la portiamo in famiglia, o al lavoro, o a scuola. Ecco, incominciare da noi. Ecco, questo è Living Peace, che si basa di uno strumento così semplice come un dado. Ecco, a proposito di questo, stamattina 1000 studenti hanno lavorato proprio su questi temi e i più piccoli hanno scoperto il dado della pace. Quanto è importante nella sua esperienza di docente educare alla pace da subito le giovani generazioni? Beh, io posso dire i risultati, dopo 13 anni i risultati sono meravigliosi, perché veramente io non ho mai parlato del problema del bullismo, è sparito da sé, perché una volta che uno si mette in disposizione di accogliere l'altro, di amare l'altro, tutto questo bullismo, le aggressività spariscono da sé. Io ho visto che ha provocato un cambiamento all'interno dei ragazzi e attraverso dei ragazzi le famiglie. Per me è sintomatico il fatto che oggi ci siano coinvolti più di 3 milioni di studenti e che questo dado sia nato il dado della pace per la musica, per l'arte, per lo sport, per la famiglia, in braille per i ciechi, il dado della pace per l'architettura, per il diritto, per la psicologia, più di 100 versioni dei dadi, trasversalmente entrare in questa dinamica, dove sono nel mio campo di azione, essere un costruttore di pace. Qual è la situazione oggi in Libano e qual è lo stato di salute della Chiesa Cattolica in Libano? Sta migliorando da quando abbiamo un nuovo presidente, un nuovo governo con un nuovo primo ministro, certamente. Qualcosa sentiamo che c'è un vento di cambiamento. Ecco, abbiamo tante aspettative. Come popolo speriamo che questo governo riesca a mettere il Libano sulla strada giusta, rendere il Libano un po' più indipendente per quanto possibile dalle ingerenze internazionali, per cominciare, e liberare anche il popolo dal gioco della corruzione interna, cioè rendere alla giustizia la sua indipendenza, rendere alla gente i loro depositi che sono in banca, che sono bloccati, permettere all'economia di riprendersi, aprire il paese al turismo come era prima, lavorare sulle infrastrutture, permettere gli investimenti di nuovo nel paese. La Chiesa anche è coinvolta in questo processo, stiamo facendo del nostro dovere per sostenere lo Stato come l'abbiamo sempre fatto. La Chiesa ha sempre supplito, non solo la Chiesa, anche gli istituti musulmani, drusi, hanno sempre supplito dove lo Stato non arrivava a fare o non voleva fare, diciamo. E dunque noi continuiamo a fare del nostro meglio per portare avanti tutte le istituzioni che sono sociali e altre, educativi, sanitari, per venire incontro ai bisogni della popolazione. E stiamo bene, stiamo andando avanti, malgrado tutto. Come convivono le persone che in Libano professano religioni diverse? Penso che sia una falsa visione quella che si ha dall'estero di vedere che noi ci facciamo la guerra a cristiani e musulmani. Delle volte tra di noi cristiani non va bene, tra di loro musulmani non va bene. Dunque non è l'appartenenza religiosa, sono soprattutto quando ci sono degli interessi
Allora, gli interessi non sono quasi mai religiosi, sono interessi personali, sono interessi di potere, sono interessi economici, eccetera. Allora, la religione viene usata da partiti politici, da uomini politici, da potenze per esasperare le differenze e per creare queste tensioni. Dunque la religione in sé non è lei che fa scattare le guerre, però l'utilizzo delle differenze. Cioè, per dare un esempio, no? Quando negli Stati Uniti sono bianchi contro neri, non è perché uno è cristiano e l'altro non lo è. No? Quando si parla di colori, non è perché uno appartiene a una religione o a un'altra, è perché si sceglie dove la differenza può fare più male quando è messa in risalto e si usa. In Libano, vabbè, ci sono le religioni e le fedi toccano quello che c'è di più interiore nell'uomo, perché è la sua relazione con il suo creatore, la relazione con il fratello. La Bibbia lo dice nel primo libro della Genesi, si vede questo, no? Allora, quando si viene a esasperare il sentimento religioso, certamente che esce quello che c'è di più cattivo nell'uomo, però non è per questo che la religione è lei la causa principale, no.